Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta latte parzialmente scremato Arborea 1 litro a 95 centesimi, pasta Rummo 500 grammi a 69 centesimi, biscotti classici Balocco 700 grammi a 1,79 €, birra Icnusa non filtrata 3x33 CL con cartissima a 3,49 €. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. La domenica sino alle 20. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Con l'autunno arriva anche il crespo? Da Amy Beauty Hair è tempo di dire addio ai capelli ribelli. Prova il nostro trattamento anticrespo professionale. In appena un'ora e mezza, capelli morbidi e perfetti fino a 6 mesi. Prenditi cura della tua immagine senza fatica. Solo per questo mese, per te, 10% di sconto. Chiama ora Amy Beauty Hair e prenota il tuo momento di bellezza. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomero 1, dietro Banca Intesa, Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti alla seconda edizione di Stellarice, che è il notiziario di Radio Stella. Cominciamo subito con la cronaca. Sono stati momenti di vero panico nel primo pomeriggio di ieri a Lozzorai, soprattutto per il conducente di una Fiat Panda che, mentre percorreva la centralissima via Roma, l'auto ha preso improvvisamente fuoco. L'uomo si è accorto che qualcosa decisamente non andava quando ha visto uscire del fumo denso e grigio dal motore, così ha deciso di accostare nella vicina area del distributore, giusto il tempo di scendere dall'auto, appunto la vettura è stata avvolta dalle fiamme. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, tempestivo l'intervento della squadra 11A del distaccamento di Tortolì, che ha domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Fortunatamente nessun ferito, solo un grande spavento. Andiamo avanti, ora parliamo di GAL Ogliastra, 4 anni di lavoro sul territorio. Il 21 novembre la presentazione del bilancio di fine mandato e c'è la volontà di proseguire con la stessa squadra. Un territorio si misura anche dalla capacità di tenere insieme le sue comunità, di tradurre le idee in risultati concreti, e lo sguardo con cui il GAL Ogliastra presenterà durante l'assemblea dei soci del prossimo 21 novembre il bilancio dei 4 anni di mandato, un percorso che ha puntato sulla crescita sostenibile, sul supporto alle imprese locali e sulla costruzione di un'identità turistica condivisa. Dalla strategia di sviluppo locale 2014-2022 sono nati interventi che hanno messo al centro innovazione, qualificazione dell'offerta turistica e nuove forme di collaborazione tra gli attori del territorio. Nei 2 ambiti principali della programmazione sono stati pubblicati 17 bandi con 80 progetti finanziati, un totale di quasi 5 milioni di euro destinati al tessuto produttivo
Ogliastrino. Tra i risultati più significativi rientra il progetto Destinazione Ogliastra, frutto di un partenariato che ha coinvolto la provincia di Nuoro, la Camera di Commercio e 3 unioni di comuni, un lavoro che ha visto sindaci, operatori e cittadini partecipare a incontri, forum e workshop dedicati alla costruzione di nuovi prodotti turistici, mare e montagna. Il presidente del Gallo Ogliastra, Vitale Pili, vuole restituire il senso profondo di questo mandato e dice: un tempo in cui il GAL ha cercato di essere non solo un ente erogatore ma una presenza stabile, un punto di incontro, un luogo in cui il territorio potesse riconoscersi, ha ricordato i risultati oggi visibili. Sono il frutto di relazioni, ascolto e lavoro collettivo maturati in una fase storica in cui coesione, visione e condivisa sono diventate necessità. Ebbene, ha espresso anche la volontà di proseguire con la stessa squadra. Ci ricandidiamo con appunto la stessa squadra formata da Mariangela Serrao, Antonio Doa, Maria Lucia Boi, Francesca Piras, Daniela Arzo e Francesco Carta, perché crediamo nella continuità come valore civile, perché ciò che abbiamo costruito insieme non può essere lasciato a metà. Queste le parole del presidente Pili. Andiamo avanti ora. Una luce viola per accendere l'attenzione sul tumore al pancreas. Quest'anno la Ogliastra e altri 5 comuni del territorio aderiranno alla giornata mondiale del tumore al pancreas giovedì 20 novembre. Per l'occasione è stata organizzata una conferenza dibattito aperta alla cittadinanza nell'aula consigliare del comune di Lanusei, mentre ad Arzana, Barisardo e Lini Tortolì nella stessa Lanusei verranno illuminati di viola, il colore simbolo della campagna, palazzi municipali e monumenti. Anche nella facciata dell'ospedale di Lanusei verranno proiettati dei fasci di luce viola. Il tumore al pancreas è la 6ª causa di morte tra i principali tumori mondiali. Solo nel 2025 moriranno a causa di questa malattia circa 470.000 persone in tutto il mondo. Al momento non esiste un test di diagnosi precoce standard per la popolazione, da qui l'importanza di promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sulla prevenzione. Per questo motivo è stata organizzata a Lanusei la conferenza dibattito dal titolo Tumore del pancreas, identikit di un killer silenzioso, in cui interverranno il direttore del reparto di chirurgia dell'ospedale Nostra Signora della Mercede, Giovanni Pietro Paolo Gusai, e Massimiliano Tuveri, esperto in chirurgia oncologica, soprattutto del pancreas. Prima dell'incontro previsto per le ore 18 verranno accese simbolicamente delle luci viola per illuminare il palazzo municipale, mentre si accenderanno di viola anche i centri di Arzana, dove verrà illuminato il municipio, Barisardo la torre di Bari, Ailini colorerà di viola la stazione ferroviaria e Tortolì illuminerà la suggestiva torre San Miguel ad Arbatax. Ci spostiamo ora a Barisardo, perché Barisardo celebra la festa dell'albero in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale. L'associazione Eco Club organizza venerdì 21 novembre alle 10:30 nel giardino del Palazzo Comunale la festa degli alberi. Nell'occasione, con il coinvolgimento degli alunni delle scuole, dei volontari dell'associazione Eco Club e dell'associazione Raccoglitori di Inciviltà Altrui, insieme alle autorità civili e religiose, si terrà la cerimonia di consegna di una piantina ai nuovi nati dell'ultimo anno, quindi da novembre 2024 a novembre 2025. La giornata nazionale dell'albero ha l'obiettivo di diffondere la consapevolezza del valore degli alberi nella salvaguardia dell'ecosistema, nella lotta ai cambiamenti climatici e nella qualità della vita urbana, e soprattutto sviluppare la cultura ecologica tra i giovani. Chiudiamo spostandoci a Tortolì, parliamo dell'8ª edizione della mostra micologica e botanica che si terrà nell'Istituto Comprensivo 2 di via Fleming nel quartiere di Monte Alto dal 22 al 24 novembre. La mostra aprirà al pubblico sabato dalle 17 alle 20, domenica dalle 9 alle 20 e lunedì dalle 8:30 alle 13. L'ingresso è libero. L'iniziativa è organizzata dal gruppo micologico botanico d'Ogliastra con il patrocinio del comune. Proporrà un'esposizione dedicata ai funghi, alle bacche, ai frutti selvatici del territorio ogliastrino, offrendo così un'occasione per conoscere e valorizzare la biodiversità locale. Durante l'evento sarà anche presentato il concorso di disegno rivolto agli alunni e alle alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria, che quest'anno approfondiranno il tema Natura meravigliosa
amarla e rispettarla. Un appuntamento questo aperto a tutti, pensato per avvicinare la comunità alla ricchezza dell'ambiente naturale, promuovere il rispetto del territorio e conoscere le tante specie di funghi che caratterizzano la nostra zona. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.